Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti i telespettatori di Antenna 3. Di nuovo la nostra prima edizione per raccontarvi i fatti del nostro territorio. C'è molta cronaca in primo piano, ma non solo. Subito andiamo a Venezia, alla Cittadella della Giustizia, con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchi. Una giornata importante, un nuovo passo in avanti nell'inchiesta Palude e che riguarda oggi soprattutto Renato Boraso. Quali le novità da questa mattina con Ilaria Marchiori? Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. C'è una novità, ovvero questa sarebbe stata la giornata in cui il giudice per le udienze preliminari avrebbe dovuto decidere per l'eventuale rinvio dell'udienza appunto odierna per quanto riguarda i patteggiamenti dell'ex assessore Renato Boraso e degli imprenditori Ormenese e Brichese, e ha effettivamente deciso per il rinvio. Dunque la prossima data è quella dell'11 luglio. Tra l'altro data che sarà poco prima di un anno dallo scoppio dell'inchiesta Palude qui a Venezia. Ricordiamo che è stato concesso questo proprio per permettere all'ex assessore Boraso di poter trovare i 400.000 euro concordati nel patteggiamento, e ricordiamo che invece per quanto riguarda la pena si tratta di 3 anni e 10 mesi concordati appunto dall'avvocato di Renato Boraso Umberto Pauro, concordato con i PM Terzo e Baccaglini, per le 12 accuse di corruzione, mentre restano fuori, lo ricordiamo, il caso Pili e Palazzo Poerio, oltre alle accuse di turbativa d'asta. Per quanto riguarda invece Brichese 3 anni e 10 mesi, Ormenese 12 anni e 8 mesi. Dunque questa udienza ha deciso per il rinvio al prossimo 11 luglio, e questa è la novità della giornata per quanto riguarda appunto le richieste di patteggiamenti dell'ex assessore Boraso e, lo ricordiamo ancora, degli imprenditori Ormenese e Brichese. Grazie a Ilaria Marchiori per questo flash dal tribunale, dalla procura, dal tribunale di Venezia. Non so se abbiamo già quella intervista, no, non ancora. Allora, fra poco ci collegheremo in tribunale a Treviso invece con Lucio Zanato, perché ci sono delle novità sull'omicidio di Castelfranco. E allora, a proposito dell'omicidio di Castelfranco, vediamo ieri a Loreggia i funerali di Lorenzo Cristea, la vittima del gravissimo fatto di sangue avvenuto a Castelfranco poco distante dall'uscita della discoteca. Dicevamo, fra poco Lucio Zanato ci racconterà delle novità dal Tribunale di Treviso, ma intanto l'addio, ed erano tantissimi ieri a Loreggia, per il 22enne di Tre Baseliche. È il silenzio interrotto dalle lacrime a salutare l'arrivo della bara di Lorenzo Cristea nella chiesa ortodossa di Loreggia. Il tempo si ferma. Oltre 1000 persone e tantissimi giovani sono lì per lui. A Loreggia arrivano il papà e la mamma di Lorenzo, una veletta nera sul capo, gli occhi gonfi di lacrime. Su rombanti bolidi giungono gli amici più stretti, anche Alessandro Bortolami, ferito durante la rissa fatale per Lorenzo e appena dimesso dall'ospedale. Tanti hanno candele in mano, accese in ricordo del giovane. Alcuni portano fiori. Sono i sacerdoti di Loreggia, Villanova, Castelfranco Veneto e Noale a celebrare il funerale. Ai canti si alternano le preghiere. Al termine del rito, il saluto del celebrante, che invita i giovani a fare uscire solo il loro amore e a fermare ogni violenza. La cugina ricorda il Lorenzo Solare e, pensando al 4 maggio, prega: mi auguro che quello che è accaduto quella notte non accada mai più. Ultimo a salutare Lorenzo, uno degli amici. Sempre pronto a sdrammatizzare, a prenderci in giro, a farci ridere anche quando non avevamo voglia. Nessuno parla dell'indagine, solo lacrime e dolore nella chiesa ortodossa, dove in tanti si stringono alla famiglia, amici, parenti, con loro le sindache di Loreggia e Tre Baseleghe e la vice sindaca di Castelfranco Veneto, con il consigliere regionale Sandonà. Sul sagrato, commosso, il saluto affidato a frasi come questa: sei sempre nel nostro cuore, scritte con i pennarelli neri su palloncini bianchi che vengono lanciati in cielo. È il rombo dei motori, con i poster dei momenti felici vissuti con l'amico, a salutare Lorenzo Cristea. Il suo corpo riposerà nel cimitero di Borgoricco. Cosa
Cosa è successo allora quella notte a Castelfranco? Lo raccontiamo da ormai diverso tempo. C'è la versione delle due persone, dei due giovanissimi arrestati, cioè che sia stato un agguato teso nei loro confronti e che loro abbiano agito di fatto per difendersi. E proprio oggi uno degli avvocati di uno dei due giovanissimi in carcere con la pesantissima accusa ha parlato di un audio, e l'ha fatto anche sentire, ce lo racconterà Lucio Zanato, di un audio importante, dirimente per le indagini. Lucio Zanato dal Tribunale di Treviso, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, oggi l'avvocato Fabio Targa ha depositato quest'audio, un audio che racconterebbe sostanzialmente di una sorta di regolamento di conti che si stava per organizzare all'esterno della discoteca Playa Beach a Castelfranco Veneto. Ricordiamo i fatti il 4 maggio in via Pagnana, l'accoltellamento mortale appunto di Lorenzo Cristea. L'audio è molto breve e racconta sostanzialmente di una comunicazione tra un PR e un altro PR, e questo dice sostanzialmente: ieri sera mi è arrivata questa comunicazione da Lorenzo e questa mattina Lorenzo già non c'è più, quindi ci potrebbe essere una sorta di regolamento di conti all'esterno della discoteca in quel sabato notte, e ci sono molti altri elementi che oggi appunto l'avvocato Fabio Targa, che difende uno dei due marocchini, il 22enne Taha Benani, ha cercato di spiegare proprio dopo aver depositato quest'audio. Allora vediamo l'intervista che abbiamo registrato proprio qualche minuto fa qui all'interno del Tribunale e poi linea allo studio. Noi oggi con la collega Paola Miotti abbiamo depositato una traccia sonora, un messaggio audio WhatsApp pervenutoci che dà conto di una richiesta che il ragazzo purtroppo deceduto ha effettuato prima che capitassero questi fatti, non molto prima, di intervento di un'altra persona, in sostanza di una richiesta di intervento preparatorio a quello che poi è capitato. Ecco, lei dice non è stata una rissa. No, con tutto l'equilibrio e la cautela che sono necessari in questo momento, siamo proprio agli inizi delle indagini, possiamo però dire che quello che ci appare è qualcosa di diverso della rissa. Ci sembra più in realtà un'attività punitiva posta in essere nei riguardi dei due ragazzi marocchini. Ecco, i due ragazzi che hanno atteso oltre 20 minuti prima di uscire. Sì, questo è quello che il mio assistito mi ha convintamente detto, e dice di essere appunto con il proprio amico, di essere stato nel locale per oltre 20 minuti temendo quello che poi purtroppo è accaduto. Altra cosa invece, il suo assistito ha perso gli occhiali. Sì, è un dato che sarà significativo e rileverà anche ai fini di come sono andate le cose all'esterno. Taha perde gli occhiali a seguito di un colpo ricevuto al volto, e persi gli occhiali intuisce soltanto delle sagome, delle ombre. C'è oscurità, lui ha una miopia piuttosto marcata e a quel punto lì si è visto circondato da parecchie persone, quindi ha perso il controllo della situazione. Ecco, è caduto. Queste le parole dell'avvocato del 22enne italo-marocchino, e dunque quest'audio che farebbe pensare a qualcosa di diverso. Ne parleremo più compiutamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Faremo anche sentire un po' questo veloce audio ma rilevante. Restiamo in tema di violenze tra giovani e giovanissimi, anche nei centri storici, perché parliamo del quanto accaduto
di quanto accaduto con il Corriere a Vicenza, che è stato ferito, aggredito e derubato da un gruppo di giovani. Scattano i Daspo Willy per 1 anno nei confronti dei 2 minorenni. Dopo le 6 denunce a piede libero per altrettanti giovani per furto, ricettazione e lesioni, per 2 di loro minori ritenuti tra i protagonisti dell'aggressione avvenuta in piazzale De Gasperi l'altro pomeriggio, scattano anche i Daspo. Per 1 anno avranno il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici del centro storico, Viale Roma, Viale Milano, Viale Venezia, Corso Santi Felice Fortunato. Provvedimento emesso dal questore a seguito dell'episodio di violenza in cui un corriere è stato soccorso, trovato a terra dal personale della polizia locale, che immediatamente si è messo sulle tracce dei responsabili, anche grazie alle testimonianze dei presenti, individuando i 2 in corso Fogazzaro. Secondo le ricostruzioni, uno dei 2 avrebbe subito dichiarato di essere stato presente all'aggressione e avrebbe consegnato carta d'identità e bancomat dell'uomo. Successivamente i 2 giovani avrebbero anche consegnato altri oggetti rubati da altre attività commerciali. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per definire l'esatta dinamica immortalata dalle immagini di videosorveglianza. In città si alza il livello d'attenzione, pronte attività mirate per la sicurezza del centro storico, e tra i cittadini e i commercianti aleggia la preoccupazione per il crescente fenomeno dei maranza. Sì, ci sono tanti cosiddetti maranza, che è un termine inventato ultimamente, in modo particolare negli ultimi mesi, sono aumentati. E il problema è che creano disagio, degrado, e dopo c'è questa forma di impunità che non fa altro che aumentare queste situazioni. In modo particolare è successo qualche caso nel supermercato qui di fianco a noi, che sono verificati degli assembramenti con diciamo che sono andati anche un po' a infastidire i clienti, gente che entra ed esce al supermercato. Siamo arrivati ad avere anche paura a lasciare i nostri figli, perché ha figli che vanno alle medie superiori, a lasciarli da soli, proprio con il rischio che le band, anche minorenni, arrivino a fare aggressioni del genere. Hanno bisogno comunque sia di essere seguiti questi ragazzi, perché oramai sta diventando all'ordine del giorno tutti questi fattori qua e non va bene. Ci vuole un po' di più di polizia, di quartieri, come una volta c'era meno, onestamente, la polizia di quartiere. La figura era importante, ecco, tutto lì. Ci vuole un po' più di presenza, sì. Quello della sicurezza nelle città è il tema poi caldo di questi giorni, con le decisioni sulle zone rosse, ad esempio a Padova e a Treviso, che non mancano di creare polemiche. Ne parleremo fra pochissimo. Prima però c'è ancora molta cronaca di cui parlare. C'è un mistero di un parapendista scomparso ormai da giorni nella zona di Borso del Grappa, ma non solo. Allora le ricerche sono continuate, riprendono questa mattina, sono riprese questa mattina. Per noi sul posto Vanessa Banzato, buongiorno. Buongiorno a te Nicola. Sì, continuano le ricerche anche oggi del parapendista che domenica pomeriggio è precipitato, è stato visto precipitare, la vela si è chiusa, nessuna vela di emergenza è stata aperta, questa vela bianca e azzurra, precipitare tra le colline di Marostica a cavallo tra le frazioni di Pradipaldo e Valle San Floriano. Un vero e proprio giallo, perché nonostante l'intervento del soccorso alpino che ha rastrellato completamente la zona, anche calandosi nei vari canaloni, l'intervento dei vigili del fuoco con le unità cinofile, con i droni, con l'elicottero che ha spazzolato tutta la vegetazione per cercare di intercettare la vela del pilota, di cui ancora non si conosce tra l'altro nulla, non si sa nulla di questa persona, non si sa neanche se sia viva o se sia morta. Nonostante tutto, niente, ancora del parapendista scomparso non c'è nessuna novità. E con me noi siamo oggi a Semonzo di Borso del Grappa perché qui è attivo da tantissimi anni il consorzio turistico Vivere il Grappa, che si occupa specialmente di volo libero, e con me proprio il presidente del consorzio Emanuele Reginato. Cosa può essere successo, presidente, domenica pomeriggio sulle colline di Marostica? Allora, sicuramente un errore di valutazione del pilota che l'ha portato a cadere.
Questo è certo, però cosa sia successo dopo purtroppo non lo sappiamo neanche noi. Le ipotesi sono solo due: una che questa persona sia stata fortunata, sia caduta illesa e se ne sia andata magari già a casa all'estero e non ha sentito i media locali, per cui non ha dato l'allarme. E l'altra ipotesi è quella che sia caduto in un posto talmente impervio e sia deceduto e non sia stato trovato. Tra l'altro i carabinieri vi hanno contattati, sono venuti direttamente anche nella sede del vostro consorzio per cercare di capire se nel registro si trovava qualcuno, nel registro che avete, si trovava qualcuno di non rientrato alla base, e voi avete detto che avete anche contattato i vari gruppi, le varie associazioni straniere, non soltanto italiane. Sì, esattamente, noi qua abbiamo l'obbligo della registrazione dei piloti, per cui ogni pilota che viene a volare a Borso del Grappa viene rilasciata una fly card dove si richiede che abbia assicurazione e brevetto, e poi noi abbiamo i dati della persona. Noi ci siamo attivati sia localmente chiamando tutte le strutture ricettive nostre associate per vedere se mancava qualche persona, e la stessa cosa l'abbiamo fatta con le federazioni di volo libero straniere per vedere se anche a loro era stato segnalato qualcosa, però purtroppo senza esito. Senza esito, si diceva serve assolutamente massima sicurezza quando si affronta il volo libero, per quanto basti guardare in cielo, anche in questo momento sono tantissime le vele che si possono ammirare in cielo, però ecco, serve assolutamente sicurezza al massimo, e lei diceva questo brevetto che dà anche una garanzia, che non è una sciocchezza, non è una cosa così presa alla leggera. Allora, il volo libero, per poter fare il volo libero serve innanzitutto di ottenere un brevetto, una patente diciamo, abbastanza impegnativa per poterla avere, non così semplice, e serve un'assicurazione al pari di un'automobile. Noi chiediamo a chi viene qua di essere in regola con tutti questi documenti. L'attività di volo libero si chiama così perché è priva di motore ma non priva di regole, ce ne sono tante, e noi per primi diamo un regolamento ai piloti di come comportarsi anche in caso di incidente, nel senso che se questa persona avesse letto il nostro regolamento e fosse viva doveva per prima cosa chiamare noi o il 118 per dire sono illeso. Chiaramente se è successo qualcos'altro non può farci niente. Ovviamente. E si diceva, siete stati, ecco, avete contattato anche tutto il territorio per cercare proprio di lavorare anche a stretto contatto col 118. Sì, noi siamo attivi con un centralino 7 giorni su 7 proprio per aiutare e coordinarci sempre con il SUEM 118 sia in caso di incidenti in cui non è successo niente, sia per aiutare a localizzare le persone e dare i dati al 118 di queste persone. Insomma, una cosa del genere davvero praticamente non è mai successa, sono giorni e giorni in cui questo parapendista si sta cercando, e da capire proprio se si riuscirà ad avere un esito positivo. Di sicuro abbiamo sentito i vigili del fuoco di Vicenza, le ricerche proseguiranno anche nella giornata di domani, poi sarà la prefettura a decidere, ecco, se chiudere con questi lavori di ricerca o proseguire ancora per altri giorni. Per il momento da Borso del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, grazie anche a Reginato, tuo ospite, e grazie anche a Andrea Benetti, l'operatore. Allora, non è invece purtroppo, non c'è nessun mistero, nessun giallo, ma solo il nudo crudo fatto in se stesso, la morte di un papà di 34 anni, vittima ieri nel tardo pomeriggio del schianto terribile avvenuto tra Porte Grandi e Caposile sulla strada provinciale all'altezza di Quarto d'Altino. A perdere la vita Matteo Marcato, 34enne, dicevamo, originario di Spinea e residente a Oriago. E come abbiamo raccontato ieri anche in diretta nei nostri telegiornali, a bordo dell'auto c'era la compagna e il figlioletto di pochi mesi, entrambi salvi e portati all'ospedale di Mestre. I carabinieri stanno ancora indagando sulla dinamica esatta del sinistro.
Stavano con ogni probabilità tornando da una gita al mare, ma quella che doveva essere una giornata felice si è trasformata in tragedia sulla strada provinciale 43 tra Caposile e Portegrandi per una giovane famiglia a bordo di una Golf grigia che, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con un camion adibito ai servizi postali. L'auto stava procedendo in direzione Venezia, il camion verso Jesolo. Devastante l'impatto, con la Golf che si è girata su se stessa. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo alla guida dell'auto, Matteo Marcato, 34 anni, residente a Oriago di Mira, di professione cuoco. Inutili tentativi di rianimazione degli operatori del SU M118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Ferita ma cosciente la compagna, 35 anni, di origini polacche, a lato passeggero, quasi indenne il bimbo della coppia, 7 mesi appena, regolarmente assicurato al proprio seggiolino. Ha trascorso la notte in osservazione ed è stato sottoposto a tutti gli esami pediatrici del caso. Madre e figlio sono stati portati entrambi all'ospedale All'Angelo. Sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre e dal distaccamento di San Donà di Piave e la polizia locale di Quarto d'Altino, che si è occupata di deviare il traffico. I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri, che per l'intero pomeriggio hanno tentato di ricostruire la dinamica della tragedia. Con loro, dopo essere stato medicato, anche il conducente del camion. Così racconta ai nostri microfoni. Stavo andando a Jesolo a finire il servizio e di colpo questa macchina ha perso il controllo. Non mi sono neanche reso conto, perché proprio è stato un attimo, me la sono trovata addosso, non ho neanche fatto in tempo a frenare. Forse avrò toccato il freno, ma non ho diminuito la velocità sicuramente. L'auto stava procedendo in direzione Venezia, sì, Quarto d'Altino. Quindi un frontale sostanziale. Poi c'è stato il testacoda, l'auto si è... No, io non l'ho neanche, io ho visto solo la macchina davanti e mi si è rotto tutta la portiera, i vetri addosso, e ho cercato di tenere il camion in careggiata e basta. Quando sono sceso ho visto che c'era la macchina girata là. Io non so dopo che traiettoria ha fatto dopo l'impatto, non l'ho più vista io proprio. Chi è che ha lanciato l'allarme? L'ha lanciato lei e ha trovato la... No, credo i signori che erano, perché quando io non sono riuscito a scendere subito perché la portiera non si apriva. Quando l'ho forzata un po' ho visto che c'era già gente intorno alla macchina, tutti i passanti che si sono fermati, anzi sì, non si può dire niente, hanno chiamato subito loro e dopo mi hanno detto subito che non mi sono neanche avvicinato al signore. Il frontale, poco prima delle 16, ci sono volute circa 3 ore per procedere con le operazioni di soccorso, il recupero della salma e la rimozione dei mezzi. A terra le tracce di un impatto devastante su una strada, quella delle Colonie, tra Portegrandi e Caposile, già segnata da tante croci e da troppi lutti. E sempre nel pomeriggio di ieri la tragedia anche a Cinto Euganeo, dove un 74enne è morto mentre stava facendo dei lavori di giardinaggio nel suo podere. Era impegnato a sfalciare l'erba tra i suoi ulivi quando all'improvviso il trattore che stava guidando si è ribaltato. Non c'è stato nulla da fare per Armando Stefani, 74enne di Cinto Euganeo, morto dopo essere rimasto schiacciato dal mezzo. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio in via Pegorile, a pochi metri dall'abitazione dell'anziano. È stato un vicino di casa a dare l'allarme notando il trattore con le ruote all'insù. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del SU M118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 74enne. In via Pegorile sono arrivati anche i tecnici dello Spisa dell'USL 6 per gli accertamenti. La salma è stata affidata ai familiari, che ora dovranno organizzare le esequie. E poi c'è il bimbo di 6 anni investito in via Giardino a Romano de Zelino, che fortunatamente è fuori pericolo. Resta acceso il dibattito sulla sicurezza stradale su una strada che non è di competenza comunale. Le fratture e i traumi sono stati pesanti e richiedono un intervento chirurgico all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma per fortuna il bimbo di 6 anni, investito da una vettura poco fuori di casa, ha superato la fase più critica. Ieri sera sono passato verso le 11 a trovare la famiglia che è rientrata dall'ospedale di Vicenza. Il papà era evidentemente molto scosso, ma anche assieme ai familiari, anche sollevati rispetto alla situazione del proprio figlio nipote, perché era stata, insomma, gli accertamenti
accertamenti avevano dimostrato che non era in pericolo di vita ed è la cosa che per tutta la giornata di ieri ci ha tenuto veramente in apprensione. Il piccolo ha una frattura scomposta alla spalla da sistemare chirurgicamente e ha perso molto sangue, ma è sempre rimasto vigile. La vettura che lo ha investito stava rispettando i 50 all'ora, cosa che in verità pochi fanno anche in presenza di curve e semicurve. In più la competenza del comune è limitata, essendo la strada in gestione alla provincia. E abbiamo questo problema, che è un problema ormai annoso, della limitare la velocità su strade sulle quali abbiamo sempre avuto il diniego di effettuare l'installazione di dossi, di rialzamenti o di altri sistemi di sicurezza. E purtroppo questo è il tema che per troppi anni ci ha limitato e ha causato questi rischi. Nella zona ci sono marciapiedi su entrambi i lati, ma non ci sono attraversamenti pedonali. Dal sindaco arriva poi una stoccata al ministro Salvini. È direttamente responsabile su quello che sta succedendo in 8.000 comuni d'Italia, perché la non decisione di far applicare l'utilizzo di strumenti elettronici quali Tutor e Velox, questa indecisione, o meglio non scelta, sta creando dei problemi anche su questo fronte. Noi sulle strade provinciali vorremmo installare dei sistemi di controllo automatico, magari non i Velox classici ma dei Tutor, che dicano: se tu superi su un determinato periodo questa media di velocità sei sanzionato. Ieri c'è stato un addio commosso a Orsago, l'addio a Filippo Morello, il 22enne morto nel tragico incidente in gara. Era una gara di motocross nel Goriziano, aveva soltanto 22 anni. Se pensiamo a Filippo, ricordiamo il suo sorriso, la sua gentilezza e disponibilità ad aiutare gli altri. Siamo orgogliosi di averlo avuto come figlio. Queste parole di mamma Daniela e papà Piero, lette dal parroco Don Claudio Carniel, hanno dato inizio ai funerali di Filippo Morello, il 22enne di Orsago, morto il 1° maggio durante una gara di motocross nel Goriziano. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità ai piedi del Cansiglio, con la chiesa parrocchiale che non ha potuto contenere i tanti, soprattutto giovani, che hanno voluto dare l'ultimo saluto al loro coetaneo dalle tante qualità. Lascia a tutti un vuoto enorme. Era un bravo ragazzo che amava la vita, amava divertirsi, amava imparare, sperimentare. Metteva passione in tutto quello che faceva. E vogliamo ricordarlo così, con la felicità nel cuore. Una perdita dolorosa per tutta la comunità, come ha voluto sottolineare il parroco con queste parole. Venendo a mancare lui, vi mancherà un pezzo della vostra vita. La morte di un giovane provoca uno strappo forte, se poi anche improvvisa, ci lascia come storditi. Non si era ancora sviluppata in pieno tutta la potenzialità di bene che Filippo ha manifestato, ma i segni del suo passaggio sono ben visibili e riconoscibili in voi, nelle persone che ha avuto accanto. E proprio queste persone, al termine della celebrazione, hanno voluto salutarlo, ad iniziare dalle amicizie di infanzia ricordate davanti alla bara. Caro Filippo, quando ci siamo conosciuti siamo entrati subito in sintonia. Avevamo 11 anni ed una miriade di passioni in comune, perché Filippo era anche e soprattutto, e devo dirlo come ce lo dicevamo io e lui per darci la carica, motocross. Io ti ho conosciuto alle medie e fin dalle medie hai sempre visto le moto e parlato delle moto come la tua grande passione. E nella commozione generale, prima dell'ultimo viaggio al cimitero di Orsago, la sintesi della vita di Filippo Morello l'hanno tracciata i colleghi di lavoro. Ci hai fatto ricordare che ci è concesso stare su questa terra per un tempo limitato, che ogni giorno è prezioso, come sia importante coltivare amicizie e rapporti sani, che è importante sorridere alla vita e agli altri, che rimarranno le azioni fatte e l'aver saputo donarsi in maniera sincera. Ci manchi tantissimo. Ciao Pippo. Un altro giovanissimo morto in moto, domani a Cartigliano i funerali di Simone Mazzocchin.
Sarà celebrato sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Cartigliano il funerale di Simone Mazzocchin, il 27enne che si è spento lunedì all'ospedale San Bortolo di Vicenza a seguito delle gravissime lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto sabato scorso ai confini tra Fara e Breganze. Nell'epigrafe la foto del giovane con la sua amata motocicletta, la sua grandissima passione. Anche sabato era uscito per un giro lungo le strade delle colline della Pedemontana vicentina, qualche ora di svago in sella alla sua inseparabile moto dopo una settimana di lavoro. Purtroppo lungo la provinciale 69 la rovinosa caduta in un tratto di strada in discesa e l'urto violento contro il guardrail. Subito soccorso dagli amici che erano con lui e dai sanitari giunti sul posto, vista la situazione disperata, Simone Mazzocchin era stato trasportato con l'elicottero in codice rosso a Vicenza e ricoverato in prognosi riservata. Dopo 2 giorni di agonia si è spento, lasciando nella disperazione la mamma, i 2 fratelli e la sorella. Una famiglia che, seppur lacerata dal dolore, ha saputo compiere un ultimo atto di generosità e amore, autorizzando l'espianto degli organi dello sfortunato motociclista. Allora chiudiamo questa pagina sulle tante troppe giovani vittime sulla strada e torniamo a parlare di sicurezza nelle città. L'abbiamo fatto parlando dell'omicidio di Castelfranco, ma anche dei Maranza a Vicenza. Allora torniamo, lo dicevamo, lo anticipavamo prima, a parlare di zone rosse, la decisione della zona rossa all'Arcella e le polemiche che ne stanno seguendo. A Padova, Valentina Visentin, buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. La polemica questa volta per la nuova zona rossa del quartiere Arcella è decisamente più estesa e più ampia di quella che avevamo vissuto e raccontato quando per la prima volta era stata sperimentata la zona rossa nella zona della stazione. Questo perché coinvolge un quartiere tra i più popolosi della città, molto ricco di attività commerciali, e proprio i commercianti temono che questa etichetta di zona rossa possa insomma creare dei problemi al quartiere, più che altro non tanto per la sicurezza e per i controlli che sono assolutamente ben visti, quanto per la nomea, la fama che poi potrebbe avere il quartiere Arcella. Qui con me c'è Giuliano che insieme ad altri commercianti ieri ha incontrato anche l'assessore al commercio di Padova Antonio Bressa e insomma al di là di questo incontro c'è anche un'iniziativa che vi vede protagonisti come commercianti, ovvero una raccolta firme e una lettera che volete scrivere e inviare direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per dire che cosa? Per dire che appunto l'Arcella è un quartiere dove di 40-44 persone di varie etnie e conviviamo benissimo tutti insieme. Ci sono attività di tutte le nazionalità praticamente, ci sono ovviamente anche delle criticità e quelle vanno affrontate con le forze dell'ordine, con la collaborazione massima con le forze dell'ordine. Quindi noi vogliamo dire che l'Arcella non è un'etichetta rossa, non merita di essere etichettata come zona pericolosa. Perché le criticità ci sono e vanno affrontate in un'altra maniera, non etichettando una zona. I controlli ci sono sempre stati. I controlli, il lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi mesi, è stato senza dubbio perfetto. La zona rossa va solo a strumentalizzare probabilmente una situazione e va anche a danneggiare quello che è l'immagine che vogliamo dare con tutta la forza e da tanti anni a questo quartiere attraverso iniziative di vari tipi, associazioni di vario tipo, feste che si vengono organizzate, cioè far vivere il quartiere a tutti e nel migliore dei modi. Quindi la lettera è semplicemente una lettera di pace per far capire che sì, le criticità vanno affrontate con le forze dell'ordine che sono ben viste e ovviamente però non va stigmatizzato un quartiere per quello che in realtà non ha rispetto ad altri quartieri o ad altre zone. L'esempio che lei ha fatto è: se io sono un commerciante e vedo Arcella zona rossa, di sicuro non vado ad aprire un'attività in un quartiere così. Assolutamente, poi qui in tanti hanno investito per aprire attività proprio per dare al quartiere un qualcosa di diverso, un colore diverso, un profumo diverso e si vedono appunto puniti da quello che è un'etichetta appunto della zona rossa, assolutamente sì. Grazie mille a Giuliano, noi vi lasciamo anche con le altre voci dei tanti commercianti che ieri hanno appunto incontrato l'assessore Bressa su questo tema, sul tema della zona rossa. Da Padova la linea può tornare allo studio.
Il messaggio zona rossa viene direttamente collegato al messaggio di zona pericolosa e allontana le persone, ed è quello che non vogliamo, perché la verità sta che questa zona non è pericolosa. I commercianti dell'Arcella a Padova esprimono i loro dubbi sulla cosiddetta zona rossa. Da lunedì 19 maggio fino al 15 settembre verrà istituita in un'ampia parte del quartiere. Una decisione presa dalla prefettura che sta dividendo però le opinioni dei padovani. Un gruppo di commercianti del quartiere ha chiesto un incontro informale con l'assessore comunale al commercio per chiedere interventi. Come quartiere siamo già segnati e questa cosa qui non serviva, perché le forze dell'ordine sono già capillari nei loro controlli quotidiani. Eventualmente, se volevano intensificare i controlli in certe zone avrebbero potuto farlo, ma qui non c'è necessità di zona rossa. L'incontro di oggi anticipa quello che si terrà a Palazzo Moroni con il sindaco e le associazioni di categoria per parlare anche di questo tema. Abbiamo concordato con loro di mettere in campo alcune iniziative già nelle prossime settimane, delle feste anche di piazza per rendere protagoniste le attività commerciali dell'Arcella e invitare quindi tutte le persone a venire a sostenerle. Quello che temono i commercianti è che l'area a nord di Padova venga stigmatizzata. Mi trovo molto bene con il quartiere, con tutti i clienti che vengono in farmacia da me. Noi siamo... Pericolosa la zona, secondo me? No, pericolosa assolutamente no. Nel lavorare quotidianamente ormai da decenni in questo quartiere abbiamo scoperto e appurato quanto sia migliorato questo quartiere, per cui la notizia di questa emergenza, di quest'area addirittura identificata come rossa, ci sembra veramente una qualifica ingenerosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. I controlli sono necessari e ben voluti, dicono i commercianti. Questo dispositivo lo consideriamo molto forte, molto drastico. Le zone critiche sono ben note, non sono molte. Credo basterebbe rinforzare i controlli in queste zone e il grosso del problema sarebbe risolto. Io da 52 anni ho 52 anni che vivo qui e sinceramente ora vedo che la situazione è migliorata, e se c'è da dire che la situazione è migliorata lo dico ad alta voce, indipendentemente dal partito politico. Allora, questo è il dibattito a Padova. Avete sentito anche particolare la protesta dei commercianti che non vogliono che l'Arcella sia ghettizzata, quindi anche preoccupazione un po' sull'immagine del quartiere. A Treviso la decisione della zona rossa di questi giorni nel quadrante ben noto di via Roma. Allora cerchiamo di capire con Heidi Kaliman, che sta facendo un viaggio tra gli esercenti, qual è l'umore degli esercenti, se più o meno corrisponde a quello degli esercenti d'Arcella oppure se è diverso. Heidi, buongiorno. Buongiorno Nicola, con le immagini di Nicoletta Rizzetto stiamo riprendendo quello che è il simbolo di via Roma, la palla di ferro, e noi ci troviamo qui da questa mattina perché stiamo cercando di sentire cosa pensano appunto commercianti, esercenti della zona, ma anche residenti e abitanti di Treviso sull'istituzione di questa zona rossa. E devo dire che il dibattito che si è acceso a Padova rispecchia perfettamente quello e l'umore che si respira durante i negozi a Treviso. Perché devi sapere, Nicola, e anche ai telespettatori, che si dividono i residenti, i cittadini e i commercianti, perché come succede a Padova dicono che il nome proprio di zona rossa è un disincentivo a frequentare questa zona, perché dà una sensazione di una zona poco sicura, una zona che comunque vada evitata. Tanti ci hanno detto la zona rossa ci ricorda il nome delle zone rosse quando eravamo chiusi in casa per il lockdown durante il Covid. Questo significherebbe semplicemente un presidio maggiore delle forze dell'ordine nella zona e anche eventuali divieti di accesso alle zone da persone già interdette dalle forze dell'ordine. Questo per i residenti è una cosa assolutamente positiva, per i commercianti dicono forse no, innanzitutto perché disincentiva appunto le persone
persone ad arrivare e poi ad evitare questa zona. Noi abbiamo bisogno di lavorare nell'ultimo periodo anche con la riqualificazione della zona. Stiamo camminando proprio sui marciapiedi appena rifatti e sulle aiuole appena piantate. La questione delle baby gang, della presenza dei cosiddetti maranza è molto diminuita e anche le violenze si sono più placate. Chiaro è, ci dicono alcuni commercianti che non hanno piacere di raccontarci in video quanto ci hanno detto invece fuori dai microfoni, che essendo una zona comunque di passaggio tra le due stazioni dei treni e delle corriere, è una zona che comunque raccoglie tantissime persone anche da fuori città e che arrivano qui spesso per spacciare o comunque scambiarsi insomma qualche dose di droga, e che le forze dell'ordine, non trovando niente al loro arrivo, se avvertite o comunque presidiando la zona non riescono a trovare nulla, poco possono fare a queste persone. Quindi bene la presenza maggiore di forze dell'ordine, male il nome che poi si darebbe a questa zona, che disincentiverebbe appunto le persone a frequentarla. Da Treviso intanto è tutto, noi con Nicoletta Rizzetto continuiamo il nostro giro. Nicola, a te. Grazie Edi Calima, insomma rispecchia quanto accaduto a Padova, insomma non è tanto la presenza delle forze dell'ordine quanto il nome zona rossa, l'idea che ci si può fare di una zona rossa e che possa disincentivare qualcuno a frequentarla. Continueremo a raccontare di questo dibattito. Intanto però poi ci sono i furti. Torniamo a Padova. Il blitz della polizia in una villa di Cittadella, usata come base logistica da un pilota di supercar lituano, arrestato perché rubava parti di auto di lusso per rivenderle. Le auto potenti e di lusso le conosceva bene, per mestiere era abituato a guidarle, ma si era specializzato anche in furti di pezzi di vetture pregiate per poi rivenderle. Un 39enne lituano, pilota di supercar, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. L'uomo era giunto da pochi giorni in Italia, lo scorso 6 maggio, con la madre, 64enne, che aveva un precedente per furto commesso 10 anni fa. I due avevano affittato una villetta a Cittadella, si dovevano fermare fino al 16 maggio, il tempo di compiere le razzie. In pochi giorni però nella zona tra Padova e Venezia erano aumentate le denunce di furti di pezzi di auto di lusso, Audi, Mercedes, BMW, depredate di notte di paraurti, volanti e componenti elettronici. Sono scattate subito le indagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia ha individuato un'auto con targhe clonate e contraffatte che girava per la provincia in corrispondenza dei furti. Da qui sono risaliti al 39enne e alla villetta di Cittadella dove è avvenuto il blitz. Il 39enne, cannibalizzatore di auto, aveva nascosto nel cortile dell'abitazione tutta la refurtiva, già stipata dentro un furgone con targa danese pronta per essere rivenduta all'estero, un bottino di circa 200.000 euro. Denunciata anche la madre del 64enne, l'auto dell'uomo è stata trovata anche priva di sedili posteriori per poter caricare velocemente la refurtiva e all'interno alcune cassette di attrezzatura professionale specifica per esperti in manutenzione di auto di marche di valore. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati 14 paraurti completi di accessori, un centinaio di altri componenti, volanti, fanali, sensori elettronici. I pezzi sono stati rubati da auto in sosta in una via di Mestrino, in una via di Selvazzano, in un parcheggio pubblico di Oriago e in via Vigonovese a Padova. Gli investigatori hanno anche trovato il sito internet dove il 39enne vendeva i pezzi delle auto. Allora, pochissimi istanti di pubblicità, dopodiché ripartiremo ancora dalla cronaca, ripartiremo da Ponzano. Lo abbiamo raccontato ieri, dei borseggiatori violenti che hanno scippato una donna portandola anche in ospedale di fatto con le ferite che ha riportato, e con il video degli scippatori in azioni poco prima dell'aggressione, caccia da parte delle forze dell'ordine e anche molta rabbia. Peraltro avrebbero compiuto altri scippi in zone tra Villorba e Montebelluna. Allora ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. Un bussolotto. Sì, ho dei momenti dove si mi prende un po' tanto. Aggredita e picchiata selvaggiamente da 2 scippatori, è ancora molto scossa la donna di 40 anni, vittima della brutale rapina in via Schiavonesca, Ponzano. La signora è in bici e percorre la strada da Barruchella verso la scuola Gastaldo. La scena immortalata dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni della zona. Pochi istanti dopo si vede uno scooter grigio scuro con in sella 2 uomini. Entrambi indossano tute nere e casco integrale grigio. Hanno
hanno appena incrociato la donna e l'hanno individuata come vittima, perché invertono il senso di marcia nello slargo d'accesso ad una casa, ma prima di partire si fermano, uno scende e alza la targa. Pochi secondi dopo tentano di scippare dal cestino della bici il marsupio della signora, ma lei reagisce e trattiene il borsello, come ci racconta al telefono il compagno della donna. Lei ha afferrato il marsupio, in quell'istante si vede che il secondo erano in 2 sullo scooter. Non si vede che non se l'aspettava, è caduto indietro. Poi, che lei non lasciava il marsupio, l'ha dato pugni e calci. Pugni e calci sferrati senza pietà alla testa, al corpo. La donna terrorizzata urla chiedendo aiuto. Ad udire le grida un'anziana residente proprio davanti al luogo dell'aggressione. Questa signora chiamava aiuto, aiuto, aiutatemi. Nel frattempo che io sono arrivata qui al cancello è arrivata una macchina, una signora, e si ferma. E così a me ha ricorso tutto, dare un fiato di acqua e tutto quanto, per lavarle giù le mani, che è piena di sangue dappertutto, perché non so se sia stato dal naso o dal zigomo che io avevo rotto, perché gli ha dato botte in testa. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e di carabinieri, che ora conducono le indagini sull'episodio. Dopo il pestaggio e la rapina, i 2 malviventi sono scappati a tutta velocità sullo scooter. Arrivati all'incrocio della scuola, sono stati notati da un testimone che ha sentito urlare "va di là" e li ha visti sfrecciare verso il bastone. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza ed indagano anche su un altro scippo con analoghe modalità verificatosi circa un'ora prima a Montebelluna, dove un uomo è stato rapinato del marsupio, non si sa se dagli stessi malviventi. E si sono fermati un attimo nella mia entrata, proprio davanti al mio cancello, come si vede dalle telecamere, e dopodiché hanno proseguito per la via Schiavonesca verso Scuole Campagna. Solo stamattina, quando i carabinieri le hanno suonato il campanello, la signora Lorenzina ha scoperto che le telecamere della sua abitazione avevano ripreso i 2 rapinatori poco prima del colpo, ma è l'intero paese sconvolto dall'accaduto che si sta mobilitando già da ieri sera, quando il sindaco di Ponzano, con un post durissimo, ha informato la cittadinanza della brutale aggressione alla quarantenne in via Schiavonesca. E io ieri sera ho postato in maniera anche forte un avviso alla cittadinanza, perché poi sono stato chiamato anche durante la notte da persone che volevano sapere all'incirca l'ora per poter vedere tutti i video anche privati di telecamere, per poter dare un aiuto, perché queste persone vanno prese, e mi auguro che poi la giustizia faccia il suo corso. Nel mio post sono stato abbastanza duro, perché io credo che persone così meritino di prendere ciò che hanno dato, magari anche in maggiore dimensione, perché io credo che non è corretto che alla violenza si risponda con la violenza, ma non è possibile prendersela con delle persone inermi. Sconcerto per tanta violenza, e cresce la paura tra i cittadini. Alla trattoria Al Baston, dove ieri sera il compagno della vittima si è recato per chiedere se qualcuno avesse visto o ripreso gli aggressori, non si parla d'altro tra gli avventori e monta la rabbia. All'inizio sono rimasti sconcertati, perché non se l'aspettavano, cioè a scuole di campagna è impossibile. Eppure, e quindi hanno fatto un po' di solidarietà al marito della signora, nel senso che se avesse bisogno di qualsiasi cosa di farlo presente, che sarebbero stati in grado di aiutare per quanto possibile, però più di questo c'è un po' di rabbia, ecco, quella sì. E probabilmente se qualcuno poi parte, prima o poi succederà. Dagli scippatori violenti di Ponzano Veneto siamo rientrati in studio alla piaga dei borseggiatori a Venezia, con in corso una faida, uno scontro tra bande di borseggiatori per il controllo delle zone più redditizie della città. Come accade in questi casi, la confusione è parecchia. Di certo c'è che una delle ragazze nasconde dietro la schiena una pinza con cui poi tenterà di colpire un'avversaria. Un'altra giovane raccoglie un oggetto che poco prima le era stato lanciato addosso, scagliandolo contro un'altra ragazza. Questa non è certo la prima, né purtroppo l'ultima rissa sul piazzale della stazione di Venezia, ma forse è più importante di molte altre, perché potrebbe segnare una novità significativa. Abbiamo l'impressione che ci sia una lotta tra clan per il predominio del territorio, e sembrerebbe che a terra non fosse una turista
ma una borseggiatrice. Qui insomma non si tratterebbe di uno scontro tra borseggiate e borseggiatrici, ma tra sole borseggiatrici. L'impressione che già aveva avuto chi era presente in stazione è rafforzata da un fatto senza precedenti. In questi giorni alla chat Messenger dei cittadini non distratti sono arrivati messaggi di persone note come borseggiatrici che segnalavano in tempo reale la presenza di altre borseggiatrici, invitandoli a intervenire. Siamo andati a verificare e sono clan rivali. Si ha la sensazione che ci sia proprio una guerra per la spartizione del territorio. In Comune di Venezia un fenomeno del genere si era visto finora solo negli scontri, a volte anche sanguinosi, scoppiati negli ultimi anni tra spacciatori, presumibilmente per il controllo di una zona della città. Ma con milioni di turisti a disposizione, i furti di portafoglio possono rivelarsi remunerativi come lo spaccio. Rubare a Venezia può essere un affare e i borseggiatori sono gruppi organizzati per i quali alcune zone della città sono sicuramente migliori di altre. Questi orientali sono stati abbastanza attenti da scoprire in tempo un borseggiatore che poi è sceso dal ponte dell'Accademia con una velocità da prestazione olimpica. A Piazzale Roma una spaesata coppia di americani è invece appena stata alleggerita di 100 euro da due finti portabagagli che gli avevano fatto credere che nel prezzo fosse compreso anche il viaggio in taxi. Per gli amanti del gioco d'azzardo ci si può trasferire sul Ponte degli Scalzi a regalare soldi ai gruppi che praticano l'intramontabile truffa delle 3 scatolette. Venerdì, sabato e domenica il copione si ripete con un'aggiunta. Accanto a queste situazioni che avvengono nella totale impunità, nella totale serenità e alla luce del sole, 1 metro più in là ci sono gli steward che fermano le persone, non per sapere se sono in regola con l'attività che stanno svolgendo, ma se sono in regola col contributo di accesso. È una cosa veramente paradossale e assurda. Ora, ieri ci è stato detto che in stazione sono trasitate più o meno assieme 24 borseggiatrici con al seguito minori e addirittura i mariti. Facciamo una domanda ai giudici, che secondo loro che cos'è? Una gita turistica o un'associazione a delinquere? Cambiamo argomento, ma ancora cronaca, maltrattamenti sui bambini in un asilo nido, 2 arresti da parte dei carabinieri di Schio. Maltrattamenti sui bimbi di un asilo nido. I carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza, hanno arrestato 2 delle 3 titolari gestrici di un asilo nido privato del territorio per l'ipotesi di reato di maltrattamenti a danno di fanciulli. L'indagine è partita da alcune segnalazioni. Nella mattinata di ieri un'operazione congiunta da parte dei carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile ha portato all'arresto di 2 donne proprietarie di un asilo nido privato nel territorio. L'attività trae origine da alcune segnalazioni che erano pervenute alla locale stazione circa delle condotte maltrattanti che venivano subite da alcuni infanti frequentanti questo asilo. I supplementi investigativi disposti dalla Procura Pubblica di Vicenza consentivano appunto di raccogliere ulteriori elementi investigativi che atti a certificare queste condotte maltrattanti nei confronti di questi bambini e pertanto si è proceduto ieri nella flagranza in coordinamento con la Procura della Repubblica all'arresto di queste 2 donne. I militari, in presenza di ulteriori episodi, sono intervenuti arrestando in flagranza differita le 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Dopo le formalità di rito, le arrestate sono state poste agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto delle 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Dalle maestre violente all'operatore sociosanitario accusato di minacce e violenze nei confronti degli anziani di una struttura di Vittorio Veneto, dopo il rigetto del Tribunale di Treviso, il riesame sospende per 1 anno l'operatore sociosanitario. Gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati contestati. È con questa motivazione che il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta della misura cautelare presentata dal sostituto procuratore per l'operatore sociosanitario dipendente dell'IPAB Malanotti di Vittorio Veneto, accusato di condotte vessatorie, minacciose e sopraffazioni nei confronti di anziani ospiti della struttura e a lui affidati. La misura arriva dopo il rigetto da parte del GIP del Tribunale di Treviso, che pur
pur riconoscendo gli indizi di colpevolezza, aveva in parte scagionato l'operatore facendolo reintegrare sul posto di lavoro. Sono 15 i casi di violenze e maltrattamenti registrati e da lui perpetrati. I fatti risalgono allo scorso anno. Dai carabinieri sono stati presi in esame testimonianze di vessazioni fisiche e verbali e materiali audio-video che incastrano l'OS. Con la decisione è stato sospeso dall'esercizio per 1 anno. Cambiamo argomento, l'allerta gialla è passata in queste ore fortunatamente senza grosse conseguenze in Veneto, parliamo ovviamente del maltempo e intanto a distanza di 1 anno dall'alluvione che mise in ginocchio la frazione di Castelnovo di Isola Vicentina c'è stato il punto della situazione sugli interventi e le problematiche ancora da risolvere. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcine con il sindaco di Isola Vicentina Enrico Gonzo. Isola Vicentina ha 1 anno dell'alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 maggio dello scorso anno l'Orolo ruppe gli argini e mandò sott'acqua tutta la zona di Castelnovo. Ricordo numericamente 600 furono le famiglie danneggiati 400 gli edifici e 27 le persone che dovettero abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Di lì tutti i lavori di ripristino sia quelli attivati immediatamente dalla protezione civile, da tutti i volontari che arrivarono qua ad Isola Vicentina. Ad 1 anno, ne parliamo con il sindaco e con il vice sindaco, si fa un po' il punto della situazione su quelli che sono i fondi arrivati e i lavori. Sì, è 1 anno per commemorare, ma proprio per fare il punto della situazione, non per celebrare qualche cosa, ma per dire che le risposte che sono state date finora al territorio sono sicuramente concrete e hanno affrontato le tematiche importanti, quella del ripristino degli argini prima di tutto da parte del Genio Civile, con un grande investimento anche in termini di tempo per rinforzare gli argini e evitare che una nuova piena possa creare altri problemi, ma rimane il grande tema dei risarcimenti ai privati che devono ancora essere quantificati nel totale e poi riconosciuti. È chiaro che è una ricognizione delicata e anche l'utilizzo delle risorse che sono state stanziate finora dal governo sono state investite maggiormente nel recupero di quelle che sono state le attività di ripristino messe in campo dalle amministrazioni comunali, ma molto c'è ancora da fare ed è per questo che siamo qui oggi, anche per richiamare alla rendicontazione e poi al riconoscimento dei danni dichiarati dai privati che stanno ancora attendendo risposte importanti dalle istituzioni. Altro tema fondamentale è quello relativo ai ponti. Lei prima parlava di una fragilità del territorio e dei ponti e poi dopo di chi ne fa le spese. Sì, lo stiamo vedendo anche nei recenti eventi in altre zone non lontane da qui. A meno di 1 anno da quell'evento da noi, i ponti, le infrastrutture hanno bisogno di essere attenzionate maggiormente, sono strutture che hanno le loro età, le attività probabilmente di prevenzione che sono state portate avanti negli anni, nei decenni, non erano adeguate, non sono state rispetto anche ai nuovi fenomeni che stiamo affrontando, intensi, sempre più frequenti, e quindi una fragilità del territorio che non tocca solo i ponti ma anche i tanti pendii e tanti piani inclinati, no? che sono a monte della pianura, e quindi un'attività di prevenzione ma anche di misurazione e anche una capacità di prevedere. Noi quella notte tra il 15 e il 16 maggio dell'anno scorso fummo sorpresi da un'alluvione. Non ci fu detto che sarebbe stata una quantità di pioggia tale per cui ci sarebbe potuta essere un'alluvione, quindi anche i modelli predittivi hanno bisogno di essere revisionati, aggiornati per consentire poi agli amministratori del territorio di poter dare risposte, e questo dovrebbe passare attraverso una governance del territorio che non spacchetti le varie competenze per quello che è tanto l'attività di prevenzione e tanto l'attività di intervento poi. Ecco, e proprio a proposito delle attività di prevenzione c'è il monitoraggio anche, state valutando un sistema di monitoraggio condiviso con i cittadini? Sì, stiamo lavorando per un sistema di monitoraggio del livello delle acque, l'hanno richiesto anche più di 320 firme che ci sono arrivate da parte dei cittadini della frazione di Castelnovo. Sarà un sistema integrato, permetterà di controllare sia il livello dell'acqua in tempo reale,
reale, sia monitoraggio, quindi anche per la parte dei tecnici, della protezione civile da parte nostra, e una webcam puntata sul ponte che vedrà anche in tempo reale con delle immagini il livello dell'acqua, e questo sicuramente ci permetterà anche di collegarlo poi a una sirena che eventualmente, superate determinate soglie di allarme, può partire, quindi con un avviso sonoro. Ecco, ultima richiesta che arriva dal territorio è proprio cambiare la struttura di questi ponti che ostruiscono il passaggio dell'acqua, cioè? Sì, questi ponti, il ponte di Castelnuovo e anche quello di Santa Maria e di San Rocco, che sono a monte di Castelnuovo, sono 3 ponti che non sono a campata unica, quindi presentano la stessa identica problematica, e quindi l'ipotesi di sostituire questi 3 ponti con un investimento stimato dall'ufficio tecnico che va oltre gli 11 milioni di euro. Ecco, io ringrazio il sindaco e il vice sindaco per essere stati con noi. Da Isola Vicentina al quartiere di Sant'Eusebio a Bassano, dove sono passati 10 giorni dall'incendio che ha distrutto l'abitazione di una famiglia. Da allora è scattata una gara di solidarietà, ma c'è bisogno di trovare una casa al più presto. All'esterno della casa della famiglia Quarteng ci sono ancora i sacchi con i vestiti bruciati, i mobili andati distrutti, le finestre colate dalle fiamme. Alzando gli occhi si intravede l'interno dell'abitazione dove tutto è andato divorato dal rogo che ha lasciato senza casa la famiglia di Sant'Eusebio. Sono passati 10 giorni dall'incendio. Da allora è scattata una gara di solidarietà con una raccolta di fondi promossa dal comitato di quartiere. C'è stato anche 150 persone ad oggi che hanno versato un contributo importante. Siamo arrivati a questo momento 10.109 euro per 150 donatori. Contiamo di arrivare a 12.000 e coprire in tal modo le spese che ci saranno. Lui ha perso tutto, compresi anche risparmi che teneva malauguratamente in casa, per cui va dato atto che nella sventura la gente si è dimostrata incredibilmente generosa. I soldi saranno impiegati dal quartiere per coprire le spese che la famiglia dovrà affrontare per ripartire. Tutto sarà rendicontato e reso pubblico, ma c'è bisogno di trovare al più presto una nuova casa. Hanno 6 bambini, 3 maschi e 3 femmine, i genitori sono in 8. Il papà può, per lo stipendio che ha gli assegni familiari, può certamente pagare anche una cifra abbastanza importante, diciamo, per cui si tratta di lanciare un secondo appello, oltre a quello della raccolta di fondi. Se qualcheduno può mettere a disposizione nel Bassanese un'abitazione, non è che si chiedono cose di lusso, un'abitazione che possa ospitare questa famiglia che negli anni che è vissuta qui non ha avuto nessun problema. È possibile mettersi in contatto con il comitato di quartiere Sant'Eusebio via mail oppure chiamando il numero che vedete in sovraimpressione. Ancora pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Siamo di nuovo in diretta all'ultima parte della nostra prima edizione. C'è una importante sentenza che potrebbe aprire scenari importanti per il processo Miteni. La sentenza pronunciata dal giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, Caterina Neri, che riconosce un cospicuo risarcimento agli eredi di un operaio della Miteni Rimar deceduto anni fa per un tumore, malattia che, stando al pronunciamento del giudice, sarebbe dovuta all'esposizione ai FAS, quindi una sentenza importante che, come dicevamo, potrebbe aprire degli scenari importanti. Ne parleremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. E a proposito di inquinamento, su un altro fronte, a Malcontente, quindi siamo di nuovo nel veneziano, il Comitato Tutela Salute Ambiente ha scritto una lettera al prefetto chiedendo delle risposte chiare dopo 2 anni. Preoccupati perché a 2 anni dalla prima rilevazione ancora non si vede una soluzione efficace per mitigare l'inquinamento da benzene a Malcontenta, i residenti, tramite il loro comitato, hanno deciso di scrivere al prefetto d'Arcopellos. Noi chiediamo al prefetto, per l'ennesima volta, al prefetto in questo caso, ma agli enti a cui ci siamo riferiti in questi 2 anni, da cui è provenuto un silenzio devastante, da dove provengono queste emissioni, quali sono questo tipo di emissioni, se siamo a rischio ambientale, perché ci rassicurano dicendo che le
medie annuali sono sotto allarme, sono contenute, ma di fatto la scienza lo dimostra, nel tempo queste medie sono state sempre più ridimensionate, quindi noi siamo in presenza di un inquinante altamente cancerogeno e sul quale vogliamo capire, vogliamo discutere anche su dati. Dateci i dati, attraverso anche un confronto, anche questo abbiamo chiesto al prefetto, un confronto. Senza contare, aggiunge Pellegrini, come l'amministrazione comunale non si sia mai resa disponibile ad alcun confronto con noi. Poi, evidenzia, c'è un altro problema. Stanno avviando delle operazioni di estrazione di terreni di fronte appunto a dei centri abitati. Siamo intervenuti e abbiamo visto che hanno messo dei cartelli con la scritta amianto. Adesso non è per creare allarmismo, però l'amianto è una componente, diciamo, inquinante, altamente cancerogena, come lo è del resto il benzene. Vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire anche che cosa stanno facendo, dove andranno questi fanghi. Ci sono appunto dei limiti, delle regole, dei vincoli per stoccare questo tipo di materiale. E come comitato vigiliamo e continuiamo a monitorare anche questa parte di territorio. La politica, i fermenti all'interno della Lega dopo la nomina ufficiale di Roberto Vannacci come vice segretario federale della Lega e poi ieri la diffusione delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale con cui si è confermato il divieto del terzo mandato per i governatori di regione. È una prerogativa del segretario scegliersi il vice e mi fermo qui, nel senso che non è che cambio identità in base ai vice segretari, cioè penso che noi abbiamo, diciamo, una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo Paese. Vannacci o non Vannacci, Luca Zaia dice di rimanere leghista nel DNA e lo fa parlando da Roma tra un appuntamento e l'altro, su tutti quello del Consiglio federale della Lega, e questo nel giorno in cui dalla consulta arrivano le motivazioni della sentenza sullo stop al terzo mandato, divieto che viene ribadito è subito vincolante. Non servono, per intendersi, leggi applicative né nazionali né regionali, in quanto principio fondamentale. Inevitabile quindi per i giornalisti, anche romani, chiedere al diretto interessato cosa c'è nel suo futuro immediato, visto che si voterà in autunno. In Lega c'è un mantra, il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto. Le riserve per il governatore uscente saranno sciolte al momento debito, per ora nessun commento se non laconico anche alla candidatura di Flavio Tosi come presidente avanzata da Forza Italia. Io non leggo assolutamente provocazione, nel senso che non mi occupo di questo, saranno le segreterie a confrontarsi su questo, poi io dirò la mia opinione alla fine come penso sia logico. Zaia che però rilancia sul fine vita ed entra a gamba tesa sugli imminenti referendum. E ricordiamo ai cittadini che perché il referendum passi bisogna che ci siano il 50% più degli elettori che ci vada. E allora il referendum è valido. Quindi io non parteciperò alla formazione del quorum. Come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum per l'autonomia. Ma le partite sono molteplici, ancora aperta quella sulla possibilità di terzo mandato per gli assessori regionali, che passa invece per i capoluoghi di regione. Il presidente Zaia e il segretario Stefani hanno detto che si deve togliere il limite dei 2 mandati agli assessori. Io sono abituato a prendere in parola quanto mi viene detto, sono uomini di parola e quindi per quanto mi riguarda verrà sicuramente tolto. Quanto al generale delle polemiche, bulldog marcato, più che telegrafico e lapidario. Io su Vannacci non spreco neanche un secondo della mia vita. Lapidario Roberto Marcato. Allora torniamo a Treviso. Prima di di parlarvi degli allestimenti ormai dei palchi della DJ10 prevista domenica, vi dico che a proposito di eventi, come sapete il 24 di maggio a Treviso ci sarà la partenza di tappa del Giro d'Italia e allora il sindaco questa mattina di Treviso ha firmato l'ordinanza di chiusura a scuole, tutte le scuole di origine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido presenti nel territorio comunale di Treviso per la data di sabato 24 maggio. Quindi tutte le scuole saranno chiuse quel giorno, giorno della partenza della tappa del Giro d'Italia. Le scuole di Treviso, tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido. E intanto si sta allestendo il palco e tutta la zona della DJ10.
2 giorni per allestire, circa 1 per smantellare. Il parcheggio gratuito del patinodromo riaprirà lunedì 19. I lavori per costruire il palco principale, stand e aree dedicate alla DJ10 sono cominciati. Nonostante i cartelli, sono 11 le macchine che per l'avvio dei lavori sono state rimosse dai carro attrezzi. Un numero elevato, fa sapere il comandante della locale Antonello, che ha rallentato l'inizio del cantiere. Intanto in città cresce l'attesa per la DJ10 che porterà a Treviso circa 15.000 persone. Divieti di sosta, strade chiuse, il centro città sarà off limits. I primi divieti in vigore già da sabato, ma sarà domenica la giornata clou. Dall'1 di notte fino a mezzogiorno sosta vietata in tutte le strade toccate dalla corsa che comprende il centro e le principali arterie. Sarà vietata inoltre la circolazione durante la manifestazione in viale Vittorio Veneto, interdetti i varchi d'accesso al centro dal PUT. Traffico fermo dalle 8:30 alle 11 anche in viale Cairoli, Oberdan, Trento e Trieste. Bloccata anche via Roma tra Piazzale Duca d'Aosta e Ponte San Martino. Per facilitare l'arrivo dei partecipanti, MOM ha attivato un servizio di navetta gratuito in partenza dal parcheggio di Sant'Artemio e dal mercato ortofrutticolo. Stasera invece un importante appuntamento per gli appassionati di rugby, perché al Virgin Media Park di Cork in Irlanda la sfida cruciale tra il Benetton Rugby e il Munster, in palio l'accesso ai play-off di United Rugby Championship. La vittoria contro Glasgow è servita molto al morale della squadra e arrivavamo da una settimana difficile dal Sudafrica che non era andato molto bene, soprattutto l'ultima partita, e quindi siamo arrivati carichi assolutamente e questa vittoria ci è servita per insomma iniziare bene questa settimana. Il 33-7 contro gli scozzesi del Glasgow è servito almeno in parte a lasciarsi alle spalle il 56-5 rimediato dai biancoverdi di Bortolami contro gli Stormers. La ritrovata fiducia va ora convogliata nella sfida al Virgin Media Park di Cork in Irlanda. Quella contro il Munster è l'ultima giornata di regular season, turno decisivo di campionato per l'accesso ai play-off. Venerdì sarà una finale e noi abbiamo il mindset ovviamente di vincere, perché è quello l'obiettivo, e servirà riproporre una grande prestazione in attacco e in difesa come abbiamo fatto questa settimana. A livello tattico noi ci concentreremo ovviamente come sempre sulla disciplina soprattutto, perché fuori casa è sempre difficile, ma se saremo disciplinati sarà un po' più facile, dovremo riuscire a portare la partita dal nostro gioco. Benetton ha 46 punti, settimo in classifica, stessi punti per il Munster che è invece ottavo, l'ultima posizione disponibile per accedere ai play-off. Restano da assegnare 3 posti. Scontro cruciale, lo storico tra le due formazioni pende a favore degli irlandesi, ma nell'ultima sfida disputata, dell'autunno di 2 anni fa, finì pari 13-13. Una partita che vale dunque una stagione altalenante per Treviso nei risultati delle singole sfide, ma che ha portato un risultato storico per i leoni trevigiani, l'approdo agli ottavi di Coppa, avventura terminata contro i francesi del Castres. In campionato l'ultima parola è ancora da dire. Contro gli irlandesi il Benetton dovrà dare tutto. È una partita da dentro e fuori per noi e per loro, e quindi sarà fondamentale arrivare carichi e con la grinta giusta. Allora, siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti alla fine della nostra prima edizione e li sfruttiamo per parlare di una cosa che vedremo subito dopo la nostra prima edizione, dopo la pubblicità, perché vi riproporremo integralmente l'opera del maestro Pietro Donadio dedicata al beato Luigi Caburlotto, dal titolo Uomo di ardente carità, e che è un'opera che racconta in musica la vita di Luigi Caburlotto, sacerdote veneziano che fu beatificato giusto 10 anni fa, era il 16 maggio del 2015 in piazza San Marco, e per l'occasione il maestro Pietro Bonadio realizzò un'opera per soli, cori e orchestra che venne eseguita in prima assoluta sempre il 16 maggio 2015, giorno della beatificazione, nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, e fu diretta dallo stesso autore. Rivedremo quest'opera a 10 anni dalla beatificazione, e allora abbiamo il piacere di avere con noi al telefono proprio il maestro Pietro Bonadio, che ha realizzato quest'opera. Buongiorno maestro.
Sì, buongiorno. Buongiorno, allora fra poco rivedremo la sua opera, che emozione, che emozione sarà rivederla 10 anni dopo la prima assoluta di 10 anni fa? È una grande gioia per me e anche riflette il mio desiderio di far conoscere ancora una volta mediante la televisione, oltre che alle messe in scena dell'opera dal vivo, far conoscere questa grande figura del beato Caburlotto, sperando che tocchi veramente i cuori delle persone e che così vengano anche stimolate a conoscerlo più a fondo, perché è veramente un grande beato, ha avuto una vita eccezionale nella Venezia del 1850 fino a fine 800, e si può dire che è stato il fondatore di una congregazione che si è espansa poi nelle Filippine, ora anche nel Kenya, ma che nella Venezia dell'Ottocento ha salvato centinaia, migliaia di bambine abbandonate, poi ha istituito questa congregazione, ma anche scuole di lavoro e preghiera. È stato anche, diciamo, sovrintendente di tutti gli istituti scolastici di Venezia. E la cosa più importante comunque credo sia quella di avere avuto il suggerimento dall'alto di fondare questa congregazione che si chiamava le Figlie di San Giuseppe, adesso si chiamano le Figlie di San Giuseppe del Caburlotto, e quindi questa intuizione che ha avuto, che ha portato avanti con passione, con generosità assoluta, ha salvato un'infinità di persone e continua tuttora, come le dicevo, sia nella casa madre a Venezia sia a Roma, ma come dicevo anche nelle Filippine e al Kenya. Maestro, senta, lei quando le chiesero di realizzare quest'opera, lei fece una importante ricerca, è così? Certamente, io più che ricerca ho letto il libro più importante sulla vita del Caburlotto, che mi ha commosso profondamente, e addirittura quando mi hanno dato l'incarico di comporre quest'opera mi sono trasferito a Venezia, perché abito a Milano pur essendo veneto, ma abito a Milano da 25 anni, quindi mi sono trasferito a Venezia proprio per percorrere a piedi, naturalmente, a Venezia le vie che percorreva il Caburlotto, che non era ancora beatificato, perché io mi sono trasferito a Venezia, ho continuato a scrivere l'opera che doveva essere pronta appunto per la fine, per il 25 aprile. Nel frattempo è successa una cosa incredibile, che aspettavano dal 1965 la beatificazione. Certo. Una volta che mi hanno dato l'incarico, dopo 3 giorni Papa Francesco l'ha dichiarato beato, quindi è stata una sorpresa. Un segno del destino, possiamo chiamarlo così? E guardi, come dico nel mio libro autobiografico, che racconto ampiamente, il mio libro autobiografico Pietro Bonadio, Il bambino con l'armonica, e racconto ampiamente questa miracolosa vicenda che è quasi incredibile, sembrava che tutti i passi fossero segnati dalla provvidenza. E allora noi fra pochissimo rivedremo la sua opera, Uomo di ardente carità. Io ringrazio il maestro Pietro Bonadio, grazie anche a voi per averci donato quest'opera. Sì, ringrazio voi di aver dato questa
meravigliosa possibilità di diffonderla proprio in occasione, come diceva prima, del 10° anniversario della prima effettuata a Venezia presso la Basilica dei Frari. Grazie al maestro Bonadio. Grazie. Allora, la prima edizione finisce qui, il meteo, la pubblicità, e poi vedremo allora l'opera integralmente, l'opera del maestro Bonadio, Uomo di ardente carità, e poi al termine ci sarà il film Lo Stato contro Fritz Bauer, un film del 2015. Prima però l'opera, fra pochissimo.